Un borgo a sud di Padova, epoca carrarese, comune di Due Carrare. È stato l'intervento preferito nell'ambito del premio nazionale TDA, acronimo che sta per Tradizione, Devozione e Ambizione, giunto alla terza edizione ma lanciato in via sperimentale a livello regionale già nel 2004, nato e gestito dall'UNPLI, l'Unione delle Proloquie Italiane, e sostenuto dalla Regione Veneto. Una cerimonia con suggestiva rievocazione settecentesca in costume a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, Alta Padovana, ha voluto premiare i progetti di recupero selezionati, già annunciati qualche giorno prima a Venezia nell'ambito del Salone Europeo della Cultura. Chiostri, torri, castelli, centri storici, ma pure piccole, minute realtà di un passato sempre presente, perché per dirla con lo slogan della giornata, l'architettura non invecchia, ma diventa testimonianza. L'ideatore del premio. Tradizione, devozione, ambizione, perché la scelta di questi tre termini? Tre termini significativi soprattutto per il fatto che noi tendiamo a promuovere quegli oggetti che stanno sul territorio che rappresentano appunto la tradizione del luogo, la devozione, quindi la religiosità verso il luogo. Una villa veneta è un'ambizione, ma anche il recupero di una piazza è un'ambizione di chi in quel luogo vive. Quindi tre elementi che sono straordinariamente rappresentativi di quelli che sono la voglia di identità locale. Proprio la parola territorio, la valorizzazione di qualcosa che possediamo e forse di cui tante volte non ci si rende conto quando si dice i grandi tesori nascosti. Sì, i beni culturali minori sono la parte maggiore del patrimonio culturale italiano ed è la parte che forse è meno sentita per certi versi, non per colpa ma per alle volte non conoscenza. Noi con questo cerchiamo di riportare l'attenzione verso questi beni che recuperati, ridati alla comunità e usati, magari riutilizzati in termini diversi, possono ritornare ad essere l'ambizione di aver recuperato una tradizione per il territorio. Questo è un po' il significato e vediamo che il mondo delle Proloquo, che rappresenta in sostanza la società civile, all'interno delle Proloquo c'è dal professionista all'operaio, al commerciante, ci sono un po' tutte le categorie, alla persona semplice, allo studente, questi sentono sempre di più proprio la loro realtà locale attraverso il luogo, quindi pro loco. Credo che tutti siamo convinti che il Veneto del futuro si deve reggere su cultura, su paesaggio, sul turismo, la nuova azienda che deve fare del bello il primo elemento su cui lavorare. E allora se abbiamo per anni utilizzato troppo il territorio, in qualche modo allora c'era la crescita e lo sviluppo che avevano la priorità sul bello. Adesso che sappiamo cosa vogliamo fare del nostro futuro, dobbiamo recuperare dei nostri fabbricati, fare interventi di qualità, convincere qualche volta il cliente, qualche volta l'utente che se fa bello sarà contento anche lui dopo. E quindi credo che in convegni come questo, in cui mostriamo le belle iniziative, i bei progetti, le belle soluzioni, in qualche modo diventano uno specchio per il nostro futuro. Tradizione, devozione, ambizione, è bello questo incrocio di termini che qualificano anche dei sentimenti, un sentire proprio forte. È che è classico del Veneto, la nostra storia, la nostra famiglia, il tessuto, l'intreccio tra famiglie grandi in cui si viveva assieme, in cui la tradizione era fondamentale, il passaparola, il ricordo, ma per costruire sempre qualcosa di nuovo. Perché se c'è una cosa bella del Veneto è che sempre, anche nei momenti difficili, ha saputo reinventarsi in positivo. Ecco, credo che anche in questa giornata mostriamo, c'è crisi? Sì, c'è crisi. Si può far bene? Sì, si può far bene anche in un momento di crisi, perché i veneti sanno farlo.